Se si votasse oggi per le elezioni regionali in Sicilia, oltre 2 milioni e mezzo di cittadini resterebbero a casa, è quanto emerge da un'analisi condotta dall'Istituto Demopolis a 4 mesi dal voto del 5 novembre per l'elezione del nuovo presidente della regione e il rinnovo dell'ARS. Balza subito agli occhi dunque una chiara compromissione della fiducia dei cittadini nei partiti e nelle istituzioni regionali e intanto partiti e movimenti al lavoro per la scelta dei candidati. Il Movimento 5 Stelle domenica prossima dovrebbe lanciare la candidatura di Giancarlo Cancellieri. Gli autonomisti e il movimento diventerà bellissima la candidatura di Nello Musumeci. Le altre forze politiche sembrano faticare nell'identificazione del proprio candidato. La scelta dopo la rinuncia del Presidente del Senato Piero Grasso appare particolarmente difficile per il PD, su cui pesa in modo rilevante l'eredità del governo Crocetta. Il 5 novembre si vota, dobbiamo scegliere un candidato presidente e credo anche che bisogna fare in fretta un'alleanza dei progetti, delle idee e su questo discuteremo nelle prossime settimane. Lavoro in corso anche al centro con il leader di Alternativa Popolare che sta valutando l'ipotesi di correre in modo autonomo. Noi abbiamo la forza e la possibilità di esprimere una candidatura, del resto le prossime regionali si vincono al centro e noi vogliamo proprio al centro dire con grande chiarezza che esiste una forza ampia, popolare, liberale, moderata che è al servizio della Sicilia e dei siciliani e non è necessario appartenere alla coalizione di sinistra o alla coalizione di destra per poter esprimere il candidato presidente della regione, però è chiaro questo è un discorso di formule, quello che è importante è il programma e noi stiamo scrivendo un programma molto serio, molto concreto, molto efficace che ha come obiettivo quello del cogliere questi segnali di ripresa che ci sono in Sicilia e non farli appassire. Coglierli adesso significa puntare tutto su infrastrutture, su turismo, su agricoltura, su energie rinnovabili e tutto quello che c'è dal punto di vista dello sviluppo sostenibile del nostro territorio e noi abbiamo la competenza, l'esperienza e la serietà per farlo. E nelle prossime ore gli autonomisti dell'ex governatore lombardo in vista delle regionali terranno a battesimo un nuovo soggetto politico. Noi stiamo dando luogo a un soggetto civico regionale e credo che faremo nel giro di 10 giorni l'atto costitutivo in un notaio, avendo messo assieme una serie di idee che si richiamano sempre certamente all'autonomia, un nuovo simbolo che vuole ridare orgoglio alla Sicilia, ai siciliani di essere soggetti di questa terra e che credono che nella regione si può svolgere certamente un ruolo propositivo e che dopo questi anni di crocetta che sono stati caratterizzati pressoché dal nulla, crediamo che possa esserci attorno a un presidente ancora da incontrare perché varie possono essere le scelte, un uomo col quale ricostruire un percorso politico che dia a questa terra una sua dignità, un suo progetto. Abbiamo vissuto questi 5 anni nella confusione più totale.